I risparmi di una vita finiti al macero, 1 milione di euro in frantumi. Questa spanne la somma che il pensionato dell'Alto Vicentino avrebbe nascosto all'interno di una macchina fotocopiatrice, conferendola poi all'Ecocentro di Chiampo perché venisse smaltita allo stabilimento di Romano De Zelino. Peccato non si fosse ricordato che all'interno del vano della carta aveva nascosto i risparmi di una vita. Nulla si è potuto fare per salvare il denaro, la fotocopiatrice è finita nel tritatutto ed è stato impossibile recuperare le banconote. Resta però avvolta nel giallo l'identità della vittima della dimenticanza, che si è rivolta in comune. Il fatto che ha coinvolto il cittadino di Campo, un fatto forse anche particolarmente bizzarro, nel quale il cittadino di fatto ha portato presso l'ecocentro comunale una stampante, poi appunto ha ricordato, secondo la sua ricostruzione, di aver lasciato nella stampante dei documenti importanti e quindi si è rivolto presso il nostro comune appunto per chiederci se riuscivamo a recuperare la stampante prima che la stampante venisse trattata e portata al macero. E i nostri uffici hanno cercato appunto di contattare l'Ecocentro, ma la stampante era già stata portata presso lo smaltitore, abbiamo sentito lo smaltitore, ma era già andata in trattamento, quindi di fatto lì si è chiusa la vicenda per quanto attiene al nostro comune. Salvo poi scoprire in questi giorni appunto il fatto che dentro quella stampante vi sarebbe stata un'ingente quantità di soldi.